Amici di Verde al Nord-Est, tornano finalmente le manifestazioni fieristiche in presenza e Rimini ha ricominciato in grande stile con un'edizione speciale di Macfrut in contemporanea con Fiera Avicola. Ve ne parleremo nella puntata di oggi con tanti contenuti, novità e numerosi ospiti, tutto questo tra poco dopo la sigla. Siamo nello stand di Oppo Veneto. Saluto Andrea Tosato, presidente del consorzio del radicchio IGP di Treviso e variegato di Castelfranco. Allora presidente, abbiamo schierati qui davanti, uno lo evochiamo in fotografia, è un po' in attesa dell'inverno, della stagione invernale. Intanto è già di buon auspicio vederci di persona ad una fiera dopo quasi 2 anni. Certo Andrea, è un piacere rivederti di persona e con te tutti gli spettatori. Sì, questa fiera, prima giornata di fiera bella, positiva, anche voglio dire con dell'interesse. Chiaramente il nostro fiore agli occhiello tardivo che aspetta la sua stagione. Siamo in fase di partenza con il radicchio di Treviso precoce, che ormai è stato cominciato a legare, quindi la sua fase di forzatura in campagna, e fra pochi giorni sarà pronto e disponibile sui mercati. Il variegato di Castelfranco disponibile da 1° ottobre. Ecco, allora vogliamo ricordare intanto, lo facciamo perché li abbiamo qui davanti, le caratteristiche di queste 3 tipologie di radicchio. Allora partiamo da questo, presidente. Il radicchio di Treviso precoce è il primo prodotto radicchio di Treviso disponibile sul mercato. È così buono e croccante perché viene legato nella parte apicale del cespo e quindi la parte interna matura e diventa rossa, bella e croccante. Poi parliamo di quello di Castelfranco. Variegato di Castelfranco, anche lui ha il suo processo di forzatura, può essere forzato in un paio di sistemi, o in sabbia o in acqua, o comunque tenuto al buio, okay, con dei sistemi, e anche questo pronto da commercializzare dal 1° ottobre. Ogni gusto la sua stagione. Chiaramente il nostro fiore agli occhiello, il radicchio di Treviso tardivo IGP, con tutte le sue fasi di lavorazione. Gli esperti e anche non cominciano a conoscerlo molto bene, e da quest'anno una novità: riusciamo a essere in commercializzazione quindi una quindicina di giorni prima, perché è stato approvato un nuovo disciplinare, quindi previe qualità organolettiche e ottima qualità si può raccogliere 15 giorni prima. Secondo giorno qui a Macfrut edizione 2021 alla Fiera di Rimini. Siamo nello stand di Oppo Veneto, sono in compagnia, e lo saluto, di Carlo Benozzi, presidente del consorzio dell'asparago di Badoère IGP bianco e verde, perché dobbiamo sancire l'entrata in vigore del nuovo disciplinare, quindi tante novità per quanto riguarda l'asparago di Badoère. È stato un progetto che è partito da lontano, ma sentiamo proprio dalle parole di Carlo Benozzi di che cosa si tratta. Buongiorno a tutti. Sì, è un progetto che è partito circa 4 anni fa. Finalmente siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento del nuovo disciplinare, perché per noi è un traguardo molto importante, perché con l'introduzione delle nuove cultivar e soprattutto anche di una dicitura di seconda ci permetterà di ampliare la nostra produzione, di avere nuovi soci
e oltretutto di poter lavorare anche il prodotto che non è di prima qualità, quindi la famosa seconda, di poterlo dare per l'industria di trasformazione. Infatti il vecchio disciplinare era molto restrittivo e ci ha limitato in questi anni, perché avevamo molti soci e in questo momento contiamo di farne di nuovi. Quanti sono i soci del consorzio? Trentina, sono cresciuti negli ultimi anni, però ne abbiamo molti che sono in stand-by perché aspettano appunto il nuovo disciplinare per poter lavorare con le nuove varietà che in questi anni sono state introdotte. Sono in compagnia, e lo saluto, di Massimo Tovo, presidente del consorzio dell'aglio bianco polesano DOP, una delle eccellenze in mostra qui nello stand di Oppo Veneto. Benvenuto presidente. Allora, oggi parliamo di un prodotto, un'eccellenza del territorio della provincia di Rovigo, parliamo dell'aglio bianco polesano DOP. DOP perché, presidente? Ma sono 29 i comuni della provincia di Rovigo che possono identificarsi nella DOP. DOP perché testimonia un percorso storico dell'aglio, quindi parliamo di una zona di produzione plurisecolare per il prodotto che grazie alla DOP ha rivalutato la sua immagine, perché arriviamo nelle case del consumatore con il nome del produttore e con tutto quello che sta dietro, quindi la filiera, la tracciabilità per la sicurezza alimentare, che non è cosa da tutti i giorni, insomma. Saluto Luigi Mancon della Società Agricola Mancon di Loreggia in provincia di Padova. Allora, Luigi, parliamo di funghi e arriva l'autunno, quindi è la stagione più deputata al consumo di questo prodotto, ma noi vogliamo sapere un po' di notizie su come è nata la vostra azienda. È un'azienda a conduzione familiare, affermata, ed è un'azienda in continuo sviluppo. Sì, allora salve a tutti. Allora, la nostra è un'azienda storica. La nostra azienda è nata praticamente nel 1989 dai miei genitori, che sono partiti a iniziare a coltivare questo fungo Pleurotus. L'azienda è poi proseguita, ci siamo sempre ampliati e dopo praticamente nel 2000 circa abbiamo iniziato a inserire praticamente la parte delle insalate. Il fungo Pleurotus, i nostri principali canali di vendita sono la grande distribuzione e i mercati ortofrutticoli. Serviamo un po' tutta Italia e anche una piccola parte dell'estero. Il Pleurotus praticamente nasce dal substrato di paglia, praticamente è paglia di grano duro che viene macinata, pastorizzata, subisce delle lavorazioni e poi noi dobbiamo essere bravi a ricreare sempre l'ambiente autunnale. Adesso abbiamo già tutto l'ambiente a nostro favore. L'ambiente autunnale vuol dire condizioni di umidità e di temperatura adeguate, ottimali. Abbiamo delle strutture dove abbiamo degli impianti di ventilazione e di umidificazione e riscaldamento, dove dobbiamo ricreare, tenere i 10-12 gradi ambiente e una ventilazione come se fosse naturalmente nel bosco, quindi una crescita naturale. Siamo nello stand di Oppo Veneto, dove sono in mostra le eccellenze dell'ortofrutta regionale, e ci ha raggiunti il presidente del consorzio del radicchio di Chioggia IGP, Giuseppe Boscolopalo. Benvenuto presidente. Allora, ci si ritrova e comunque fa piacere di trovarsi appunto in presenza. Indubbiamente ripartire è un fatto estremamente positivo. Siamo ripartiti dopo quasi 2 anni da Fruit Logistica di Berlino. Arrivare a oggi a essere qua è una bella cosa, indubbiamente. Allora, in questi 2 anni noi abbiamo continuato a raccontare la filiera agroalimentare veneta e siamo stati a trovare proprio durante i giorni del lockdown il presidente Boscolopalo e alcuni soci che
lavoravano proprio in campagna. Era il periodo, se ricordate, lo potete andare a vedere perché fa bene proprio il ricordo sul nostro canale YouTube. C'era un servizio, allora ricordo eravamo a febbraio-marzo, voi eravate in campo e questa era la testimonianza che non vi siete mai fermati. L'aspetto dell'orticoltura non si è mai fermata, l'ortofrutta non si è mai fermata, quindi l'attività agricola non si è mai fermata. Noi abbiamo affrontato il lockdown in una maniera ottimistica per il lavoro che mettevamo in campo, molto pessimistica poi è arrivata con tutte le difficoltà l'aspetto della commercializzazione e quindi con prezzi che erano ben al di sotto del costo di produzione. Questo nel 2020. Nel 2021 si è invertita un po' la tendenza perché ovviamente i rischi abbiamo cercato di ridurli negli impianti, è venuto meno tanto prodotto e quindi quest'anno è stato un anno abbastanza positivo sotto questo punto di vista. E come consumatori quando si parla di radicchio di Chioggia c'è quell'acronimo IGP, indicazione geografica protetta, che a me piace sempre ricordare. Che cosa vuol dire, Presidente? Vuol dire la nostra storia ed è una storia che solo i produttori che si fregiano di questo marchio di indicazione geografica protetta possono raccontare. Ospite ai nostri microfoni qui della postazione di Verda Nord-Est Franco Zanette dell'azienda La Perla di Arcade in provincia di Treviso. Allora, quello che vedete in mano è il topinambur, lo pronunciamo alla francese. Allora, questo era conosciuto anche come il carciofo di Gerusalemme, mi raccontava Franco. E poi che altre curiosità ci sono su questo, Franco? È un tubero che ha il sapore molto simile al fondo di carciofo e noi lo coltiviamo da più di 30 anni, quindi ringraziando mio papà che ha deciso di fare questa coltivazione avendo già un'azienda in Canada e quindi vedendo che c'era qualche etnia che lo consumava. È un prodotto che fa bene e che è stato per me molto difficile da piazzare nel mercato e da farlo conoscere. Perché questo, Franco? Ma perché non abbiamo la cultura, l'italiano non ha la cultura del topinambur, il francese, il piemontese perché vicino comunque di confine lo consumavano sulla bagna cauda, su qualche salsa, ma l'italiano ha iniziato gli ultimi 15 anni ad apprezzarlo. Allora, l'uso in cucina, perché poi magari qualcuno da casa dice ma il gusto un po' intenso, non è vero, questo si presta veramente a molteplici usi, poi ce n'è anche uno particolare, ma quello lo vediamo per ultimo. Allora, in cucina è molto facile e dobbiamo sfatare il mito che il topinambur va pelato. Noi cerchiamo di fare il possibile, diamo un prodotto pulito e spazzolato e quindi basta tagliarlo a fettine, settarlo in padella aglio, olio, prezzemolo, farlo gratinato, fare il risotto e il non plus ultra ovviamente lo troviamo nella chips. Le chips sono queste e come riusciamo a farle anche a casa noi, Franco? È semplicissimo, basta tagliare la chips e come una patata asciugarla, volendo si può infarinare con una farina molto leggera o farina di riso, ma non sarebbe neanche indispensabile, quindi basta friggerle con un buon olio. Stand di Oppo Veneto qui a MacFruit 2021, quando la storia di un'azienda nasce dalla terra, dalle zucche e dalle zucchine e poi arriva ad altri prodotti. Stiamo parlando della Carioni e qui con noi c'è Francesco Carioni che è la quarta generazione di una storia proprio iniziata con le zucche e le zucchine. Allora Francesco, raccontaci chi siete, da dove venite e magari anche dove state andando. Beh, l'azienda Carioni è nata nel 1920 dal nostro bisnonno Tommaso Carioni, da lì poi si è sviluppata crescendo sempre di più nell'ambito ortofrutticolo. La tradizione e la passione per il terreno nasce appunto dalla cultura delle zucche e delle zucchine del nostro territorio
che man mano si è tramandata di famiglia in famiglia. La caratterizzazione appunto della nostra azienda è quella di creare filiera con dei partner e con il terreno agricolo sul quale viviamo, dando anche al consumatore un prodotto che caratterizzi le sue richieste. Allora, i prodotti che vediamo qui sono i vari formaggi, la ricotta, il primo sale, ma anche gli yogurt, e poi vediamo anche i piatti pronti oltre al latte e a specialità DOP che magari non conosciamo. Adesso questo è tipico delle zone, delle vostre zone, che ricordiamo dove siete voi. Cremasco, nella zona di Cremasco, provincia di Cremona. Appunto il salva cremasco è una tradizione tipica del nostro territorio, di quando gli animali, tornando dall'alpeggio, producevano del latte che veniva appunto salvato grazie a questo prodotto, che veniva fatto in forme simili a quelle dello stracchino. È un prodotto particolare con una pasta gessata e una caratteristica di 75-90 giorni di stagionatura. E tra le eccellenze nello stand di Oppo Veneto anche le specialità della Giardiniera di Morgan, un'azienda familiare della provincia di Vicenza che nel 2012 ha avviato un laboratorio in cui interpretare le verdure di stagione. Le ricette lanciate sul mercato sono diverse e in particolare nella linea della Giardiniera di Morgan sono 5 come i membri della famiglia di Morgan, ognuno dei quali ha ideato la sua ricetta particolare. La Giardiniera di Morgan può essere gustata da sola o in abbinamento a carni bollite, pesce o salumi della tradizione. Si presta a sprigionare il suo carattere agrodolce in tante preparazioni. E poi anche la linea dei piccoli di Morgan, tante soluzioni creative con materie prime di qualità e una marcia in più per tutti i piatti a cui si accompagnano. Bentrovati amici di Verde a Nord-Est, Macfruit edizione 2021, siamo nello stand di Oppo Veneto, sono in mostra tutte le eccellenze dell'ortofrutta regionale. Postazione social, vi abbiamo fatto compagnia in questa 3 giorni con tante dirette. C'era molta attesa per questa edizione 2021 di Macfruit, era l'edizione della ripartenza, è andato tutto bene. Ci sono stati parecchi visitatori, sono stati confermati oltre 800 espositori, anche esteri, abbiamo visto paesi come la Cina, paesi africani e anche del sud-est asiatico, non è mancato nulla. Tra le altre cose noi siamo stati anche a fare una visita con la nostra Barbara Pacnazzara allo stand di Melinda, quindi andiamo a vedere il mondo, la realtà della mela trentina. Il mondo dell'ortofrutta finalmente si ritrova in presenza, siamo al Macfruit di Rimini e naturalmente non poteva mancare anche il marchio più noto nel mondo dell'ortofrutta, il consorzio Melinda, tra l'altro anche alla vigilia di una stagione che si preannuncia molto positiva. Ma ne parliamo subito con il direttore generale del consorzio Melinda, Paolo Gerevini. Intanto bello trovarsi di nuovo in presenza. Bellissimo, perché veniamo da un periodo che è stato duro per tutti. Duro prima di tutto per coloro che ne hanno subito gli aspetti di vita, di salute, e poi però anche per tutti coloro che hanno subito le limitazioni forti di questa vicenda. Non è ancora terminata, ma il fatto di poterci ritrovare qui assieme, di poter riprendere a scambiare di persona e confrontarci sulle tematiche che riguardano il nostro settore e anche aver piacere di riconoscere e rivedere le persone in prima persona è molto importante. Ecco, siamo anche alla vigilia appunto della campagna di raccolta e le prime indicazioni sono positive sia per quanto riguarda la quantità sia naturalmente per la qualità. Sì, in generale sì, l'Italia prevede un conferimento un po' inferiore rispetto all'anno scorso, ma comunque in linea con le ultime annate. La qualità pare essere buona, probabilmente i calibri saranno un po' più ridotti rispetto a quello dello scorso anno che era eccezionale. In linea generale sì, nel caso di Melinda Trentina purtroppo abbiamo avuto una percentuale di grandine diversa da quella dell'anno scorso che era eccezionale, ma in linea generale
la qualità e la quantità dovrebbero consentirci di affrontare una discreta campagna. Intanto Melinda è impegnata sul fronte della sostenibilità con azioni concrete che vanno dalla coltivazione alla conservazione. Ecco, le chiedo, ci puoi illustrare le principali azioni in questa direzione, anche parlarci tra l'altro anche delle celle ipogee bellissime che è possibile anche ammirare, insomma, in qualche tour ogni tanto. Ecco, le azioni di Melinda per la sostenibilità. Sostenibilità è un vocabolo che è entrato fortissimamente nel nostro lessico quotidiano e nelle nostre necessità quotidiane, perché senza sostenibilità, a fronte di un mondo in cui la popolazione aumenta e la CO2 purtroppo aumenta, diventa un tema chiave in tutti i settori, incluso quello della frutticoltura. Per quanto riguarda quindi il nostro, le azioni di Melinda vengono da tanto tempo fa, nel senso che una ventina di anni fa circa ci si è mossi per l'irrigazione a goccia e oggi il 100% di Melinda di Trentina è irrigazione a goccia, quindi con fortissimo risparmio dell'acqua. Si è poi avuta l'idea brillantissima, io non c'ero ma merito a chi l'ha concepito, ha avuto questo coraggio di utilizzare delle miniere che erano già state scavate per poter alloggiare le mele, era ciò a cui lei si riferiva in modo molto pertinente, sono le celle ipogee. Stiamo procedendo all'ultimazione del quarto lotto, quindi a un'ulteriore espansione di quest'area, che vuol dire non utilizzare territorio e vuol dire utilizzare molta meno acqua e molto meno energia. Quindi rispetto dell'ambiente. La novità è poter, io spero nel giro di un paio d'anni, rendere visitabili le celle ipogee al pubblico e quindi far loro toccare con mano cosa Melinda e Trentina, ma Melinda in particolare, ha deciso di fare e fa per trovare delle soluzioni innovative. A breve produrremo poi una innovazione, nel senso che stiamo testando dei trattamenti fitofarmaci a punto fisso, quindi che possano su determinate aree più sensibili introdurre delle alternative ai sistemi attuali per ulteriore rispetto dell'ambiente. Edizione 2021 di Macfrut, edizione importante perché è stata, lo abbiamo ripetuto più volte anche nelle nostre dirette social, l'edizione della ripartenza. Noi siamo stati presenti in questo magnifico stand di Oppo Veneto, dove erano presenti tutte le eccellenze, tutte le grandi IGP dell'ortofrutta, ma la squadra di Renzo Piraccini, presidente di Macfrut, e del direttore Gigi Bianchi erano riusciti ad allestire con Stefano Gagliardi di Assoavi anche un'edizione contemporanea di Fiera Avicola, dove erano presenti tutte le attrezzature che vengono adoperate nel campo dell'allevamento appunto avicolo, e per noi è stata vedere quali sono state le novità anche di questa Fiera Avicola della ripartenza. Abbiamo mandato la nostra Barbara Pacnazar che vi racconterà tutto tra poco. Fiera Avicola approda per la prima volta alla Fiera di Rimini in un'edizione speciale che la vede in sinergia con Macfrut, la Fiera internazionale dell'ortofrutta. Una vetrina importante per il comparto avicolo italiano, una filiera che riesce ad essere autosufficiente a coprire l'intero fabbisogno nazionale, con un fatturato poi complessivo di circa 5,7 miliardi di euro, e sono 64.000 gli addetti tra allevatori e trasformatori. Crescono le pratiche di gestione sostenibile degli allevamenti, con attenzione particolare alla riduzione nell'impiego degli antibiotici e al miglioramento del benessere animale. E questo è un settore molto importante anche per il Veneto, dove sono allevati circa un terzo dei polli totali a livello nazionale. E qui a Fiera Avicola c'è anche l'area show cooking, quindi il comparto arriva fino a tavola con tante ricette per la valorizzazione appunto delle carni avicole. Intanto un bilancio di questa edizione, dicevo, prima volta qui a Rimini, una bella vetrina per tutto il mondo della filiera avicola. Sì, diciamo che la scommessa fatta un anno fa pare vinta, nel senso che si voleva creare il polo dell'agribusiness italiano unendo Macfrut e Fiera Avicola, e sentendo i commenti anche degli operatori e non solo, pare che insomma sia andata molto bene. E penso che anche i prossimi anni questo abbinamento verrà mantenuto.
Questa è una delle poche filiere in cui l'Italia è autosufficiente a livello di produzione. Sì, tutte le manifestazioni fatte quest'anno, i convegni, le tavole rotonde hanno rimarcato ancora una volta il fatto che questa filiera sia una filiera unica a livello nazionale, autosufficiente. Abbiamo fatto vedere con autorevoli personaggi, esperti del settore, scienziati, quanto la filiera abbia fatto in questi anni come investimenti in tema di benessere animale, biosicurezza, riduzione e uso degli antibiotici, tutti elementi che oggi il consumatore ci chiede. Quindi noi siamo in grado, avendo una filiera così corta, non soltanto di recepire i mutati cambiamenti normativi a livello nazionale e europeo, ma anche di anticipare quelli che sono gli aspetti che il consumatore ci chiede. È l'unica filiera in grado di farlo. Oggi anche il PSN in discussione col Ministero, il PNRR, tutto va in quella direzione. Quindi noi stiamo lavorando, ci stiamo impegnando, le aziende hanno già fatto molto, noi abbiamo investito come associazione 100 milioni negli ultimi 5 anni su questi temi. Ne investiremo altri perché questa è la strada che dobbiamo perseguire. Un'edizione particolare per Fiera Avicola, prima volta a Rimini e poi anche in contemporanea con Macfrut, e soprattutto il rilancio dei grandi eventi in presenza. E allora naturalmente a Fiera Avicola non poteva mancare il gruppo Eurovo, leader per quanto riguarda la produzione di uova e tutto quello che ha a che fare con il comparto in ogni fase produttiva. Allora Silvia Lionello qui con noi, direzione, servizi generali e organizzazione per gruppo Eurovo. Intanto allora, le prime impressioni anche di questo ritorno delle manifestazioni in presenza? Sicuramente è un'impressione positiva, la fiera ne avevamo bisogno tutti noi del settore avicolo avevamo bisogno di questa fiera e siamo molto radicati nel territorio emiliano-romagnolo, per cui non potevamo mancare di certo. Per noi la presenza è una presenza come azienda produttiva da tanti anni, ormai da 60 anni sul territorio, dove poi sviluppiamo tutta la filiera dall'allevamento, il mangimificio, la produzione e uno sviluppo anche innovativo di prodotti nuovi che hanno un taglio con una maggiore lato nutrizionale piuttosto che assolutamente un'attenzione alla sostenibilità. Dal 1948 Sabbatani solo uova italiane, poi la particolarità tutta la filiera nel raggio di 1 chilometro. Esatto, sì, questa è la particolarità della nostra azienda, che ha scelto negli anni di creare in paese dove siamo noi tutta la nostra produzione. Quindi abbiamo sia gli allevamenti, sia il mangimificio, il centro di selezione delle uova e abbiamo circa 20 appartamenti per i dipendenti, abbiamo un asilo nido e quindi non guardiamo solo al benessere degli animali ma anche al benessere dei nostri dipendenti, che oggi sono circa 150. Noi lavoriamo circa 1 milione di uova al giorno e le distribuiamo nelle più grandi catene della GDO. Per la puntata di oggi è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo anche che potete seguirci sui social, sulla nostra aggiornatissima pagina Facebook di Verde a Nord-Est, ma anche sul canale YouTube e sul sito internet. Per quanto riguarda la prossima puntata in TV vi diamo appuntamento tra 7 giorni, stessa rete, stessa ora.